A tutti voi ben trovati a Da Voi la Linea, un progetto che lega Vicino Lontano, ANPI e Liceo Scientifico Marinelli di Udine è stato presentato oggi nel capoluogo friulano alla presenza tra gli altri del Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Ci facciamo raccontare in tutto da Udine dalla nostra Isabella Gregoratto. Democrazia, Stato autoritario, social media, istruzioni per l'uso è il titolo del progetto al quale ha aderito il Liceo Scientifico Marinelli di Udine nell'ambito delle iniziative promosse da Vicino Lontano. Con noi il preside, il dirigente dell'Istituto Marinelli di Udine, Stefano Stefanella, e con l'importanza anche per la scuola di partecipare, le possibilità che dà alla scuola questa partecipazione a iniziative che si svolgono sul territorio, iniziative culturali di questa portata. È fondamentale perché il Marinelli è aperto a tutte quelle che sono le sollecitazioni culturali e sociali della città di Udine e della regione. Questa iniziativa è molto importante perché è stata promossa dall'ANPI e si è sviluppata in ambito biennale, quindi anche dentro la pandemia, con delle difficoltà che però ci hanno messi a contatto con quelli che sono i vari elementi e le varie possibilità della democrazia. E devo dire che è stato un lavoro molto ben fatto, seguito dagli insegnanti con molta cura e anche dagli studenti con entusiasmo, e che poi ha intersecato questo avvio dell'educazione civica come materia trasversale dentro alle istituzioni scolastiche, che è la novità di questo anno appena concluso. Quindi piena soddisfazione ma anche piena fortuna per il futuro per progetti simili. Ecco, tra l'altro difficoltà a procedere con le normali attività scolastiche e riuscire ad inserirci anche attività integrative. Beh, diventa fondamentale perché non è pensabile che attività scolastiche, che tra l'altro poi hanno subito questa turnazione, no? Che è stata molto pesante con la termine dell'attività alle 3 di pomeriggio, ma soprattutto non poteva rimanere inalterata la perdita degli studenti, di tutta la socialità che c'era stata prima, di tutte le 1000 opportunità, per cui tutte quelle che siamo riusciti a raccogliere le abbiamo raccolte per integrare quella che è l'attività ordinaria con quella progettuale. E parliamo con uno dei diretti interessati, uno dei docenti che hanno seguito appunto i ragazzi in questo loro lavoro. Parliamo con Costanza Travaglini, che appunto abbiamo detto è docente, della responsabile della biblioteca scolastica. Come hanno accolto gli studenti questa idea? Beh, all'inizio noi abbiamo fatto un questionario nel quale cercavamo di misurare l'interesse degli studenti, che era del 95% per questi argomenti. Cioè, l'argomento è appunto il rapporto tra democrazia, autoritarismo e social media. È quindi un argomento, molti hanno dichiarato di non avere interesse per la politica, però il 95% c'è stato, ed è stato, le 3 classi hanno seguito, 80 ragazzi, quindi hanno seguito inizialmente le lezioni che sono state organizzate dall'ANPI, molto interessanti, e poi un gruppetto ha partecipato alla produzione di video, e un gruppetto ulteriore, più selezionato ancora, ha partecipato all'ultima fase, che è stata decisamente online, tutta online. Abbiamo avuto proprio questo periodo di crisi perché siamo partiti in presenza, ma la fase online è stata interessante tanto quanto le altre. Ecco, arriviamo alle conclusioni. Praticamente come si conclude questo progetto? A che cosa arriva? Quali sono le deduzioni? Arriva, difficile dire quali siano le deduzioni. Intanto siamo qui nell'ambito di Vicino Lontano, che appunto, come poco fa ha detto il Presidente del Consiglio regionale, è una fonte di tolleranza e di accoglienza. E secondariamente le testimonianze dei ragazzi, che sono pervenute anche via video oggi e che verranno date dai ragazzi stessi, sono di una entusiastica approvazione di tutto il progetto, per la consapevolezza che ha dato loro di questo rischio, che l'uso dei social non porti necessariamente ad una maggiore democrazia. Bene, ringraziamo anche la professoressa Travaglini, ringraziamo il dirigente scolastico Stefanel. Qui dal Marinelli è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Isabella Gregoratto e ai suoi ospiti. Lo storico lavatoio di Viale Gorizia a Pordenone è stato recuperato dal Comune grazie ai fondi messi a disposizione dal bando periferie. Così uno scorcio in centro città ritorna al suo antico splendore. La lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Il recupero di un pezzo storico di Pordenone, il lavatoio di Viale Gorizia, che è ritornato a risplendere, Sindaco. Questo lavatoio, ma in realtà nei nostri progetti e nei cantieri che eseguiremo nel futuro c'è un po' il recupero di diverse aree che rappresentano la storia della nostra città. In questa roggia si vedono ancora i pezzi della ceramica galvanica, dei lavori delle industrie che ha dato tanta fortuna a Pordenone. Noi dobbiamo ottenere due obiettivi: la riqualificazione urbanistica generale della città e la riscoperta e il recupero di scorci suggestivi e bellissimi dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Questo consentirà ai pordenonesi di godere di aree che prima erano totalmente inaccessibili ed era un peccato, e dall'altro lato di promuovere ancora di più Pordenone. Ecco, un pezzo di storia potrebbe essere anche riutilizzato in qualche modo o è solo per bellezza, diciamo? No, anzi, io credo che già tanti curiosi che si sono avvicinati durante il cantiere hanno chiesto se si potevano fare delle piccole iniziative. È uno scorcio che si presta benissimo alla presentazione di un libro, ad una piccola conferenza, a qualche riunione delle associazioni, in un luogo ameno, bellissimo e magari quando non c'è il sole a picco anche fresco. Altre iniziative simili per la città? Beh, sicuramente abbiamo mappato quelli che sono i lavatoi storici di Pordenone. Sono due gli obiettivi, quelli più ambiziosi. Uno appunto è il recupero dei lavatoi perché fanno parte della nostra storia, e il secondo è il recupero di alcune rogge. Tra gli anni 50 e gli anni 80 sono state coperte in 3 rogge che rappresentano la bellezza della nostra città d'acqua, però è città d'acqua che è stata cementata. Adesso ci sono dei fondi europei e anche ministeriali, oppure con l'aiuto della regione, che ci consentiranno, purtroppo non dappertutto perché nel frattempo si è urbanizzato, si è costruito, ma ci sono aree in cui è possibile far riaffiorare la bellezza delle acque che una volta connotavano Pordenone. Pordenone è una città d'acqua e il recupero di ciò che avviene attorno all'acqua è fondamentale, come dimostra l'inaugurazione di oggi, Assessore Boltin. Sì, Pordenone, come tutti ricordiamo, è città d'acqua e di verde. Abbiamo riscoperto questo lavatoio che era rimasto in una selva, in una giungla per tantissimi anni, io lo ricordo ancora da bambina, e con l'opportunità che abbiamo avuto con il bando delle periferie, con i fondi che abbiamo ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, siamo riusciti a ristrutturare anche questo angolo bellissimo di Pordenone. Un angolo che è stato ristrutturato non solo per il lavatoio, è stata ricreata, come vedete, l'area verde, è stato messo in sicurezza anche il lavatoio ed è stata ripristinata anche la scala storica, togliendo i gradini, manutentandoli e ricoprendoli. Pian piano Pordenone ritorna alla sua originale bellezza, perché poi anche è importante mantenere la storia della città. Sì, la nostra città è una città che ha tanta storia, ma è una città molto molto bella e dobbiamo assolutamente preservare quella che è la nostra storia e quello che i nostri avi hanno fatto per noi per lasciarci una città così bella. È in pensione da parecchio tempo, ma al suo lavoro dietro il bancone del bar di Santo Stefano Udinese non vuole proprio rinunciare. Elda Mauro, 80 anni, ostessa da mezzo secolo, è la titolare del locale che oggi si chiama Da Cheti, un pubblico esercizio con oltre un secolo di storia. Da quanto gestisce questo bar osteria? Dal 71. Lei è originaria di che paese? Questo, Santo Stefano. Santo Stefano. Quindi ci racconti un po' la storia, come ha cominciato a fare l'oste? L'ostessa? L'oste ho cominciato a fare a Udine, al Messico Bar, 5 anni. E quanti anni aveva? Dunque avevo prima 20 anni. A 20 anni? Fino a 25 che mi sono sposata. E dopo com'è andata dopo che si è sposata? Dopo che sono sposata ho avuto i figli e ero in una casa piccolina, ho dovuto ripassare qua perché avevo il posto più grande del mio lavoro, insomma. E adesso è sempre insieme a suo marito a gestire questa osteria dopo 50 anni quest'anno? 50 anni è mia adesso il bar. Quindi lei è la titolare ancora se è in pensione? Sì, anche se sono in pensione, è collaboratrice la figlia. Ecco, che cos'è che la spinge ogni giorno a svegliarsi per venire qui al bar a servire i clienti? Non mi spinge nessuno, sono già abituata. Ma cosa le piace di più? Dio.
non so cosa dire, perché cosa vuoi. La vicinanza con i clienti, vedere la gente. Sì, qualche volta anche stanca, ma insomma ormai sono abituata, non sono problemi. Cosa si ricorda di particolare di questo bar? È un bar di strada, no? Dove c'è tanto passaggio. Si ricorda qualcosa di particolare? Qualche brutto incidente e basta, e nient'altro, perché il paese non è niente, saremmo in 150 persone neanche, dunque non è... I miei genitori vivono, ormai non sono più, ma è di là della strada e dunque sì. Quando avevo bisogno loro erano sempre pronti. E com'è cambiato il mondo dell'osteria da 50 anni a oggi? Cosa si faceva una volta e adesso cosa è cambiato? Si beveva di più, forse che non era che ricordi come. E adesso manca anche il soldino, perché non tutti hanno il lavoro, io apro alle 6 a mattina, dunque è tanto, E adesso no, ma una volta fino alla mezzanotte e l'una, adesso quando sono le 8:30, 9 già chiuso. Ecco, questo bar, di quello che voi avete in memoria, ha almeno 100 anni. Sono 50 anni più che sono io, è stata l'altra. E a 90 anni la nipote, e dunque sì, 100 anni non più. E come si chiamava una volta? Sempre alla Buona Vite. Alla Buona Vite, che poi tra l'altro qui è terra, diciamo, di vitigni, di buoni vitigni, insomma. Sì, di contadini, ecco, diciamo la parola giusta. E poi dopo il locale ha mantenuto comunque gli interni, alcuni interni originali, ad esempio il pavimento originale. Tutto, sì, originale. E dopo insomma una mano dietro al banco gliela dà anche il marito che serve. E la figlia. Insomma però nessuno la porta via da questo bar, ci vuole rimanere ancora. E dove vado? Ormai è tutto mio, morto io rimane la figlia se vuole, se no faccia quello che vuole. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco con A voi la linea. Di nuovo insieme con A voi la linea, si tornano ad affollare le piscine, complice anche il bel tempo, dopo mesi e mesi di chiusure, così le attività legate allo sport e al fitness possono finalmente tornare a respirare. Isabella Gregoratto. C'è tanta voglia di ritornare alla normalità, c'è tanta voglia di stare al sole e di immergersi nell'acqua. Infatti, lo vediamo, questo è un esempio, siamo alla piscina a Villaggio Primavera, Villa Primavera, Swim, e siamo con un rappresentante dell'Unione Nuoto, Alessandro Dreina. Abbiamo detto più gente dello scorso anno, dopo il lockdown, c'è tanta voglia di stare all'aperto. Sì, buongiorno a tutti, abbiamo riscontrato piacevolmente questo risveglio dei nostri clienti che preferiscono la piscina rispetto a le zone balneari come Lignano, preferiscono stare vicino a casa piuttosto che dover muoversi in auto. La risposta è positiva rispetto alla stagione estiva scorsa e quindi noi siamo molto felici. E comunque gli ingressi sono contingentati? Assolutamente, le norme comportamentali rimangono sempre le stesse rispetto allo scorso anno, bisogna prendere all'ingresso la temperatura, c'è l'obbligo di distanziamento sociale, sono sempre riservati 7 metri quadri in vasca per bagnante e quindi questo è il regolamento è rimasto sempre il medesimo. Ecco, spogliatoi fruibili, tutto fruibile perché chiaramente anche lì igienizzati, sistemati. Sì, per fortuna prima la normativa prevedeva la chiusura delle docce e la non possibilità di utilizzo degli spogliatoi, invece adesso ci hanno dato questa possibilità e quindi sono fruibili totalmente. Ecco, quindi
quotidianamente quante persone arrivano qui? Immagino il fine settimana che si riempia ulteriormente la struttura. Sì, assolutamente, noi abbiamo un parco di 3.000 metri quadri, quindi non abbiamo grosse limitazioni, però ogni weekend arrivano sulle 300 persone, sui 300 ingressi li facciamo. Ovviamente durante la settimana gli ingressi sono ridotti a un numero inferiore. Prediligiamo i corsi, abbiamo dei centri estivi, abbiamo sia il nostro interno sia esterni e quindi sì, questa è la situazione. Ecco, e anche se sono tante persone, quindi a turno in acqua. Ma non abbiamo mai dovuto, rispetto allo scorso anno, definire l'ingresso dei bagnanti. Ormai i bagnanti sanno il regolamento, lo conoscono, quindi si sono abituati. E diciamo che si autoregolano in primis, poi ovviamente se c'è bisogno interviene sempre il nostro assistente bagnanti di turno. Dal 5 al 25 luglio i Papu tornano protagonisti al Castello di Torre di Pordenone con tante storie in poche storie, 6 spettacoli che raccontano i personaggi storici del Friuli, ma il duo comico resta protagonista anche a Telefriuli. Eccoci qua col nuovo microfono ma di Telefriuli. Abbiamo appena finito di sistemare le sedie, perché abbiamo fatto lo sfalcio. Sì, abbiamo messo sulle luci. Siamo qua stamattina. Ragazzi, noi siamo sempre sotto, ma per chi? Per chi? Per tutti, per questo concetto di comunità sempre aleatorio. Calma, piano con le parole. Chi ha detto cultura? Ho sentito, quando sento la parola cultura metto mano al cellulare. Ecco. Allora, dal 5 per ricordare a voi, ma anche a noi, devo dire. Al 25. Che siamo un po' distratti. Sì, bravo. Dal 5 al 25, che sono miracolo della matematica, 21 giorni. 21 giorni. E tornate al 5 al 25, sono 20. 25 meno no, non se ne esce, sono 21. 21 sere, tutte le sere. Qui al Parco del Castello di Torre. Guardate che meraviglia. Qui c'è un museo archeologico. Chiuso, quindi quando venite. Adesso è chiuso. Ma è un museo archeologico con i fiocchi, pieno di roba vecchia. Pieno di roba che l'abbiamo detto, l'abbiamo visto una volta, è pieno di ruderi, di reperti. Vogliamo fare un repulisti? No, insistono a tenerlo aperto. Vabbè, non ho capito la logica. Comunque, la logica nostra è che dal 5 al 25 siamo qua con 6 spettacoli diversi. 6. Mamma mia, quanto si deve ripetere. Vabbè. Erano 5 fino all'altro giorno. Il primo dal 5 all'8 sarà questo. A proposito di archeologia, faremo uno spettacolo storico a modo nostro, ovviamente. Frate Odorico, Beato, quando si dice beato, ecco, parleremo di un beato. Uno dice va in Cina, e lui ci è andato. Ci è andato nel 1300 e noi là andiamo, perché uno di solito rimane qua, siamo abituati a rimanere qua, noi andremo là nel 1331. E poi l'uomo è a Udine, ricordiamo, l'uomo, quello che resta dell'uomo, nell'arca, cioè l'arca non delle bestie, l'arca è lui, le ossa sono lì a Udine, riposano lì. Racconteremo la sua vita, racconteremo anche, quelli sono gli altri, non mi ricordo. Racconteremo i 100 anni della storia Zanussi Electrolux. Sì, in un'ora e mezza, non è che ci mettiamo 100 anni anche noi. Abbiamo un prete Ruvido, Don Loser, insomma, che è stato il precursore delle cooperative, le ha fatte nascere lui qui a Torre, proprio dove siamo noi adesso. Non ha neanche chiesto il permesso, l'ha fatto lui così. Le ha inventate lui. Insomma. Poi uno sulla sostenibilità, doveva fare uno spettacolo sostenibile. Tutti su per terra. Senza sostenibilità, dove andiamo? E poi l'ultimo è Dindondante. Praticamente un capolavoro, usando una sintesi. Un capolavoro. Dindondante, suoneremo le campane prima di ogni inizio.
E quindi vi aspettiamo numerosi, basta entrare da qualche parte, lì dove che si entra, nel sito nostro, per prenotare. È facile, è sempre c'è preferibile un pulsantone prenotare. grande e si clicca, si mettono nomi, cognomi. A prova nostra, abbiamo provato noi, quindi si può entrare, ci abbiamo provato. Ecco. Bene, vi aspettiamo. Grazie. E continuate a guardare Telefriuli, perché noi alle 9 manca un quarto ogni sera siamo. Sono le repliche. Ci sono le repliche. Nessuno è perfetto, che vi dobbiamo dire. Addirittura in streaming, che se venite qua a vedere lo spettacolo, prima potete sembra quasi una parolaccia, però siamo anche in streaming. Fa partire il ponte. Viva! Vi aspettiamo. Al Palapineta di Lignano, Cicinella Kekler ha presentato il suo libro C'era una volta in Friuli, ricette, aneddoti e stile di vita fra 800 e 900. La cucina diventa spunto per l'autrice per raccontare le storie delle famiglie e dei genitori. Papà Alberto fu tra i fondatori di Lignano, mentre il bisnonno da parte di madre fu il primo in Europa ad utilizzare l'aratro elettrico. L'ha raccontato lei stessa. C'era una volta un mondo ormai perduto di buone maniere, di ricette che si passavano di famiglia in famiglia, di ricevimenti e ragioni per farli, di ospiti importanti. Lo raccontano nel suo libro di Gaspare Editore Cicinella Kekler, protagonista a Lignano Pineta degli incontri con l'autore e con il vino, organizzati dall'Associazione Culturale Lignano nel terzo millennio, presiedute da Giorgio Ardito e curati da Alberto Garlini e Giovanni Munisso. L'idea iniziale era quella di scrivere un libro di ricette. Poi pian piano ho trovato il sistema per legare le ricette degli aneddoti e ho cercato di raccontare un po' la storia delle mie due famiglie, materna e paterna, e quello che hanno fatto come imprenditori dal più o meno 1850 fino al 1950 e passa. In particolare l'ho scritto per rendere omaggio ai miei genitori, a mio padre che è stato uno dei fondatori di Lignano e quindi oggi essere qui all'indirizzo del lungomare Alberto Kekler mi crea una grande emozione, per la famiglia di papà, e per quella di mia madre invece, a parte la cucina che ovviamente era il leitmotiv, anche delle testimonianze dell'imprenditoria del mio bisnonno, che fu il primo ad usare l'aratro elettrico in Europa per l'agricoltura, quindi insomma si può parlare di questo nella storia del Friuli, senz'altro. Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento di giornata, arrivederci.